Una visita blindatissima, carabinieri in tenuta antisommossa, 200 appartenenti alle forze dell'ordine, sia italiane che cinesi, e un colloquio rigorosamente a porte chiuse. È così che si è svolta stamane a Venezia la visita del presidente della Repubblica Cinese Hu Jintao, che dopo aver incontrato ieri il presidente della Repubblica Napolitano, il premier Berlusconi e i presidenti di Camera e Senato, oggi ha visto il governatore del Veneto per un faccia a faccia nella Sala delle Maschere, al piano terra dell'Hotel Danieli, lungo riva degli Schiavoni. Un incontro nato dal desiderio di rafforzare i rapporti tra i due popoli e promuovere concretamente la cooperazione. D'altra parte i rapporti sono testimoniati da uno scambio commerciale notevolissimo e che, grazie a Dio, non avendo prevalso la tesi di isolarsi e di porre dazi sui prodotti cinesi, ha consentito alle aziende italiane di avere grandissime opportunità, alle aziende venete di avere grandissime opportunità e di aumentare l'export del 33%. Non è un caso, ha detto Galan, che il presidente cinese abbia scelto il governatore del Veneto per un colloquio sui temi economici. Per tessere relazioni non faremo gite all'estero e voli in Cina, ha assicurato, ma spianeremo la strada agli imprenditori. Siamo convinti che a fare gli imprenditori siano più bravi gli imprenditori e quindi la parte politica, la regione, si limita a creare le condizioni politiche e di clima commerciale per rendere favorevole l'azione dei migliori imprenditori del mondo, che sono gli imprenditori e non i politici. Durante i colloqui niente politica estera, dunque riferimenti alle contraddizioni della Cina e ai diritti umani spesso negati. Per questi temi, ha dichiarato Galan, c'è una diocesi a Venezia molto attenta e che può fare tanto. C'è un patriarcato che ha una sensibilità straordinaria nei rapporti internazionali e soprattutto con i mondi diversi dal nostro, diciamo così, soprattutto con l'Oriente. Questa è una carta che evidentemente va giocata, va utilizzata. Uscendo dal Danieli, Hu Jintao e la moglie hanno attraversato Piazza San Marco, sempre stretti dal cordone di polizia, quasi invisibili ai fotografi e agli operatori della TV che li hanno ripresi con difficoltà. Di certo non si sono nemmeno accorti dei due attivisti che, estratta una bandiera tibetana, hanno gridato Free Tibet, Tibet libero.